Il Veneto e il Nord-Est sono ripartiti, a dirlo, dati alla mano, la CGIA di Mestre. Abbiamo tutti i dati positivi, il PIL, l'occupazione, i consumi del Veneto, l'export in modo particolare, avete visto i dati, l'export tira moltissimo. Credo che a fine 2018 abbiamo abbondantemente superato il 2007, anno pre-crisi, di circa 12-15 punti percentuali se si confermano i dati nel 16-17. Quindi l'export tira moltissimo. Tutti gli altri fattori, anche quello della disoccupazione è decisamente in miglioramento, un buon miglioramento. Credo che a fine 2018 anche su questo torniamo alla situazione del 2007. Dalla disoccupazione infatti vengono dei segnali positivi. La crisi ha determinato più che un raddoppio dei disoccupati in Veneto e entro il 2016 i senza lavoro dovrebbero scendere sotto le 130.000 unità. Anche i consumi sono aumentati. Ma se questi numeri danno una speranza, in materia di credito c'è ancora molto da fare. L'aumento della tassazione, i tagli alla spesa pubblica e il crollo degli investimenti e dei prestiti alle famiglie e alle imprese hanno colpito soprattutto i territori che prima dell'avvento della crisi stavano meglio. Di qui un appello alla politica e al piano regolatore. Perché dobbiamo mettere certezze nel sistema bancario, che è uno degli attori, stavo per dire l'attore, certamente è un coattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo. È un problema di regole ed è soprattutto un problema di tempo per digerire le regole. Troppi stress test, troppe ispezioni, troppi cambiamenti, troppa governance che cambia. Il cittadino veneto, l'imprenditore veneto, il socio di questo sistema bancario rischia di essere disorientato.